Oggi siamo in un posto meraviglioso, è chiamato il Castello di Muggia, ma non è un castello, è una fortezza in realtà. È una fortezza che contiene una residenza veramente splendida, storica, pregiata, che dal primo giorno in cui sono entrato qui mi ha trasmesso una sensazione di benessere incredibile, la stessa che sto vivendo adesso, in pace, in tranquillità, in questo splendido giardino contornato da mura del 1300. Tutto trattato e curato con la massima attenzione per i particolari. Se vedete, questo giardino è veramente splendido. Di fronte abbiamo la residenza che si sviluppa su 4 piani, bellissima, ma che poi si affaccia sul mare, sul porticciolo di Muggia, sul Mandrachio. Muggia, cittadina di carattere veneziano, nata e sorta con il dominio veneziano, ci regala questa proprietà incredibile, unica, e sono ogni volta emozionato a vivere questa sensazione che trasmette questa proprietà. Non c'è molto da dire, ma ce ne sarebbe tantissimo. Vedrete delle immagini fantastiche, le visioni sul mare, la passeggiata sulle mura, l'appartamento all'ultimo piano, la splendida taverna e l'ingresso. Ogni piano è un'emozione diversa. Io vi invito, se avete un interesse, a venirla a visitare, a contattarmi. Io sono Andrea Oliva e vi aspetto.